cominciando a preparare una brioche da 2 kg con il gelato del nocciola del signor Caffarello. Amici di Bella Sicilia, un giorno davvero straordinario. Aspettando Tupposa, prepareremo una brioche gelato che definire maxi è poco, e ancora di più. Come è stata preparata questa brioche? È un impasto con farina 00 di grano tenero, uova, zucchero, sale, acqua, burro, strutto, tanto amore e fantasia. Ed ora del buonissimo gelato alla nocciola. E guardate, la brioche normale col tuppo e quella enorme. Aspettando il grande evento, continuate a seguirci perché tra poco tutti i dettagli della manifestazione con il giorno e con le varie illustrazioni. Ma nel frattempo un applauso lo vogliamo fare, un applauso per questo momento particolare. Carissimi amici di Onda TV e Bella Sicilia, siamo qui pronti ancora una volta a preparare l'evento più straordinario, l'unico nella nostra regione Sicilia che parla di brioche e in particolare la famosa tupposa. La brioche messinese col tuppo, che tutta l'Italia ci invidia. Io vedo i turisti quando vengono che acchiappano sto tuppo e non sanno se portarselo a casa, mangiarlo per primo. Ma siamo là. L'anno scorso, su un'idea del mio carissimo amico e vicepresidente Antonio Violetti e dell'assessore Miragliotta, abbiamo sposato quello di fare una manifestazione a tema sulle brioche, che ha compreso anche una gara fra 3 brioche salate e 3 brioche dolci. Hanno vinto una gelateria famosa che ho qua con me, la brioche dolce, i famosi gelateria Caffarella, e ha vinto la brioche salata, la famosa porchetta della tipica norceria dei Nebrodi. No? Che invidiatissimi, anche gli altri siete andati tutti alla grande, diciamo. Per contro, visto il successo inaspettato sia di pubblico, sia di persone, sia dell'evento, io sono anche nella qualità di presidente provinciale delle Proloco Umpli di Messina. E quando ne ho parlato sono rimasti tutti a bocca aperta, compresi i miei amici di Taormina e Giardini che fanno parte del comitato, per cui vi voglio dire è un invito non locale ma regionale, perché questo evento è unico. Diciamo che l'evento si svolgerà sabato 29 giugno a partire dalle ore 18 e lì in un abbraccio ideale vi aspettiamo a degustare. L'anno scorso erano 6, 3 dolci, 3 salate. Quest'anno abbiamo voluto esagerare. 8, 4 dolci e 4 salate. Ci sarà proprio Un evento da non perdere. Un evento da non perdere assolutamente, perché, lo ripeto, come gliel'ho detto dappertutto in direzione, è l'unico evento di questo tipo in Sicilia. Quindi perderlo è un peccato. Adesso, siccome c'è questa bellissima, a parte che volevo fare una velocissima presentazione dei presenti, a parte il vicepresidente, il bar Caffarella pasticceria con il suo gelato che ha vinto, non solo pane di Tristitta, di Gliacca Pane per i tuoi denti. pane per i tuoi denti di Gliacca di Piraino, Sempre pane per i tuoi pane per i tuoi denti, il panificio saporito che l'anno scorso ha fatto le brioche E i cereali. ai cereali, ottimo. E 9 cereali. E un componente il direttivo, Franco Palmeri della Proloco. Adesso, siccome bisogna passare i vie di fatto per far capire a tutti gli amici cosa vogliamo combinare, questo è il Festival della Tupposa, seconda edizione, quindi
vi aspettiamo tutti, grazie. Ci vediamo il 29 giugno dalle 18 in poi. A Iaga di Piraino. Bellissima manifestazione sarà. Non mancate, non sapete quello che vi perdete. Valorizziamo il territorio. E soprattutto una manifestazione buonissima. La Tupposa è unica. Vi aspettiamo. Tupposa 2024, vi aspettiamo il 29 giugno! Vi aspettiamo! Non vi sono alibi per non essere presenti! Vi aspettiamo!